Questa è una zona in cui ci sono parecchie persone anziane, per cui ci sentiamo un po' tutti anche coinvolti, nel senso che poteva capitare a mia mamma o a qualsiasi altra persona che abita qui intorno. Paura e angoscia dopo la brutale aggressione sul sagrato della chiesa di Santa Lucia. La vittima, una donna che tutti conoscono nel quartiere della Gatta a Mestre, 75 anni, è lei che ogni domenica apre il baretto della chiesetta dove i parrocchiani bevono il caffè dopo la messa. Lo stava facendo anche domenica. Era sulla soglia della porta quando è stata avvicinata da due donne. Due persone aspettavano in auto. Dalle parole ai fatti in pochi secondi, l'anziana è stata picchiata in testa, ferita al labbro, le hanno strappato la collanina d'oro che indossava sempre, le hanno strattonato la borsetta e se ne sono andate. La notizia si è diffusa subito grazie all'allarme lanciato dalle famiglie che fanno parte dell'associazione Controllo del Vicinato. Il messaggio nel giro di 20 minuti ha coinvolto tutte le famiglie della zona, perché abbiamo questo canale che ci permette in tempo reale di segnalare a tutti i cittadini quella che è sia il sospetto, il furto. Sono numerosi i cartelli gialli del quartiere, 2000 le famiglie della terraferma veneziana associate. La zona non è più sicura, raccontano i residenti. Un'aggressione del genere non era mai capitata, quindi la situazione secondo me sta peggiorando. Ultimamente, ultimi 2 o 3 anni a questa parte, molti casi di furti nella zona, soprattutto a opera di quelli che sembrano nomadi o... L'anziana è stata ricoverata in ospedale, uno shock difficile da superare anche per la comunità della parrocchia, particolarmente affezionata a lei e al suo servizio. Da parte sua, l'Associazione Controllo del Vicinato ha già chiesto un incontro al sindaco Brugnaro e ha avviato una raccolta firme. Nel quartiere servono le telecamere. Adesso siamo una trentina di referenti su 15 vie e 250 famiglie. Abbiamo appunto, ogni gruppo sta raccogliendo questa raccolta firme apposta per l'installazione delle telecamere.